Un ponte di carta e parole tra la città di Taranto e la casa circondariale. E l'obiettivo dell'iniziativa un libro sospeso, che offrirà ai detenuti la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali e, come ha sottolineato il subcommissario Eliseo Nicolì, di favorire principalmente il reinserimento all'interno della società. Un'opportunità per la città intera, perché il detenuto non è un detenuto a vita, il detenuto è una persona che sta cercando di riabilitarsi, di crescere per essere nuovamente una risorsa utile per l'intera società. Il progetto, ideato dalla Biblioteca Clavio insieme all'istituzione penitenziaria e le librerie locali, tra cui la libreria Dickens, Feltrinelli, Mandese, Mondadori Porte dello Ionio e Mondadori Bookstore in via De Cesare, ha lo scopo di connettere due mondi apparentemente lontani e, secondo Gabriella Arcireali, responsabile dell'area rieducativa della casa circondariale, anche di abbattere i pregiudizi e stereotipi radicati nel tempo. Un libro può cambiare la vita, quindi può fornire loro davvero vie di fuga, tra virgolette, rispetto alla realtà che vivono, e soprattutto li pongono di fronte alla possibilità di percorsi diversi, prospettare loro anche percorsi diversi rispetto a quelli a cui sembrano quasi destinati o rassegnati. Il carcere è in realtà territoriale a tutti gli effetti, e che la città produce i suoi effetti anche all'interno del carcere. Tutte le complessità, le difficoltà di questa città inesorabilmente si riflettono anche all'interno della nostra struttura detentiva. La cittadinanza infatti ha un ruolo fondamentale. Saranno proprio gli amanti della lettura a scegliere ed acquistare il libro da una delle librerie elencate, per poi donarlo alla biblioteca della casa circondariale. La selezione delle letture sarà guidata dagli operatori culturali, che per la prima volta si sono uniti costruendo una rete solidale, come ha raccontato Federica Mandese, responsabile dell'omonima libreria. Il fatto che tutti gli operatori culturali della città abbiano deciso di intraprendere questo percorso insieme, collaborando attivamente, senza vedersi troppo come dei competitor, mi dà una speranza per il ruolo della libreria come funzione sociale, come punto di riferimento per la nostra comunità.